sanitario questo, CESP, Comitato per l'Emergenza di Sanità Pubblica, di cui vi abbiamo dato tutte le caratteristiche la volta scorsa, che ha nel GOR il gruppo operativo a risposta rapida. Quindi un comitato ampio e un gruppo operativo ristretto. Il primo, il Comitato per l'Emergenza di Sanità Pubblica, è diretto, ha come presidente, come responsabile il direttore sanitario, mentre il gruppo operativo a risposta rapida ha come referente il Dipartimento di Prevenzione e il direttore di dipartimento in questo caso, che li vedete qui alla mia destra. Ecco, in sostanza, questo Comitato per l'Emergenza Sanitaria Pubblica, che è un comitato definito dalla normativa regionale ancora da diversi anni fa, è praticamente il luogo, il gruppo di persone che si stanno occupando del problema appunto del coronavirus. Qua vi ho fatto anche i nomi delle persone che si trovano attorno a un tavolo, tanto perché li possiate, come dire, conoscere. Vedete che abbiamo appunto medici, parlo di Tessarin, di Scarparo, di Sbroggiò, Sampognaro, Bortoli, Panese, Girotto, Gracefa, Flora. Abbiamo poi Favarato, che è un biologo. Abbiamo la dottoressa Rossi, che è invece responsabile delle attività infermieristiche, e comunque sempre al mio fianco c'è il direttore amministrativo con i suoi collaboratori, il dottor Perina, in questo caso il dottor Porà. Quindi vedete una squadra che cerca di affrontare le tematiche a 360 gradi. Abbiamo affrontato tematiche di carattere normativo, diciamo di applicazione delle normative, quindi di carattere amministrativo, tematiche di organizzazione all'interno degli ospedali, tematiche di rifornimenti, no, per quanto riguarda dispositivi, quindi abbiamo questa necessità che attorno a questo tavolo, a questa unità di crisi, ci siano tutte le figure aziendali che servono per rispondere via via ai problemi che si vengono a manifestare. Voi sapete tutto per quanto riguarda, ho letto stamattina i giornali, per quanto riguarda i nostri casi, forse quasi più di me, voglio dire, quindi siete informatissimi, e quindi sapete dei 32 casi, e sapete dove pressappoco l'area, insomma, in cui questi 32 casi positivi sono presenti. Allora vi do quest'altro dato: noi abbiamo controllato, in sostanza testato in questo periodo, in questi 8 giorni, 1304 persone, e appunto i positivi a ieri, a questa mattina, insomma, perché poi noi l'aggiornamento lo facciamo verso il tardo pomeriggio, sono 32. Ecco, questo è già un dato importante, insomma, vi fa vedere come la positività è molto molto bassa, il 2,45%, cioè 32 positivi su 1304 persone testate. Tra queste persone testate abbiamo testato 600 dipendenti e 704 esterni, quindi vedete anche pressappoco siamo, non dico metà e metà, ma quasi, insomma, no? Ok? Ci siamo? È un dato che, come dire, cerco di darvi qualche dato in più rispetto a quello che avete già dei Certo. numeri singoli, insomma, ecco. Allora, i famosi 32 positivi, vedete, dei 32 positivi 14 sono i pazienti ricoverati e gli altri 18 sono appunto o operatori, 15, o contatti di persone appunto positive, però sono tutte asintomatiche, e questo è un altro dato importante. Dei pazienti ricoverati ne abbiamo 8 nel reparto di malattie infettive, e tra quindi Mestre e Venezia, e 6 li abbiamo in terapia intensiva, in rianimazione. L'età di queste persone, vedete, è chiaramente spostata verso come dire i 70-90 anni, in sostanza, no? Cioè dei pazienti ricoverati
che erano appunto 14, vedete che ben 10 sono tra i 70 e i 90 anni e 2 sono sessantenni, a metà voglio dire, ecco, pensa poco, e 2 sono giovani effettivamente, ecco, tra i 40 e i 50 anni. E come spesso succede sono tutti maschi. Notavo questo. Notava questo, si è riconosciuto. Sì, sì. Sono tutti maschi, fatalità. Non è... Hai saputo che le donne sono più forti? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. E chiaramente non è un dato statistico da tenere presente, però, come dire, i nostri ricoverati attualmente sono tutti maschi. Per quanto riguarda, se facciamo invece, andiamo a vedere gli operatori, è chiaro che sono positivi, ma che abbiamo visto essere quasi tutti appunto asintomatici. Vedete che la fascia di età è più distribuita in sostanza, ecco. E lo stesso dicasi per il genere, abbiamo sia maschi che femmine, insomma, ecco. Anche questi sono due dati che possono essere, non so, ecco, se interessanti. Per noi sì, perché stiamo facendo anche, cercando di capire un po' l'interesse che c'è da parte del virus per le persone. Detto questo, l'unità di crisi ha poi sviluppato una serie di incontri, direi, quotidiani con diverse istituzioni. Allora, noi abbiamo fatto a partire da domenica scorsa un incontro quotidiano con la conferenza di sindaci. L'ultimo è stato fatto ieri sera, con una presenza di amministratori locali molto importante. Direi che quasi sempre, quasi tutti i comuni erano presenti all'incontro serale, dove facevamo appunto, è stato fatto un po' il punto della via via della situazione. Abbiamo fatto poi incontri quotidiani con le organizzazioni sindacali del comparto e anche della dirigenza medica a partire da lunedì 24 febbraio. Sono incontri, come vedete, importanti. Lo stesso incontriamo quotidianamente i rappresentanti dei medici convenzionati, quindi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziali e gli specialisti molecolari interni, anche questi a partire da lunedì 24 febbraio. Abbiamo poi quindi questi sono incontri quotidiani, ogni giorno ci incontriamo con queste persone, con questi rappresentanti, facciamo un po' il quadro della situazione, ci confrontiamo, sentiamo i problemi che ci sono, che vivono e all'interno dei territori, ad esempio i sindaci, o all'interno dell'azienda per quanto riguarda la parte sindacale, o nel territorio per quanto riguarda appunto i medici convenzionati. E devo dire che oltre che a ringraziarli proprio della collaborazione che ci stanno dando, della disponibilità che ci stanno offrendo, devo dire che c'è qui un grande lavoro di squadra per affrontare al meglio il problema che questo coronavirus ci sta, come dire, ci sta creando. Quindi ci terrei proprio a sottolineare questo. Poi abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti dell'ospedalità privata, cioè con in sostanza tutti quegli ospedali e quelle che girano attorno al sistema pubblico. Parlo di Villa Salus, del Policlinico San Marco, del Fate Bene Fratelli di Venezia e del San Camillo di Venezia. Abbiamo fatto un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il 25 di febbraio, gli RLS. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle case di riposo, che è l'altro tema molto importante. Per noi è importante impedire, ecco, proprio così, che il virus entri, no, nelle case di riposo. Per cui anche questo lavoro che viene fatto, sia di incontri ma anche di testare le persone, di fare le indagini epidemiologiche su ogni caso in maniera molto approfondita, ha proprio questo, come dire, significato. Abbiamo poi incontrato chi gestisce gli ospedali di comunità, in parte sono all'interno dei centri di servizio, in parte sono anche all'interno delle strutture pubbliche, e la settimana prossima, anche questo è un incontro molto importante, incontreremo i medici competenti dei comuni. Perché? Perché vogliamo che si assuma
nei confronti appunto delle varie istituzioni da parte di medici competenti per quanto possibile, e rispettando chiaramente l'autonomia di ogni singolo professionista, però come una modalità di approccio al problema abbastanza, o per quanto possibile, omogenea nel nostro territorio. Quindi è stato un impegno questo di incontri che abbiamo voluto organizzare, affrontare e sviluppare con la convinzione proprio che solamente lavorando assieme, lavorando in squadra, condividendo i problemi, le osservazioni, confrontandoci appunto con le realtà che girano attorno appunto all'azienda sanitaria, si possa ottenere il miglior risultato. E devo dire che insomma è bello, insomma, ecco, sentire, questa è una fotografia appunto della conferenza di sindaci, è bello appunto sentire come tutti i rappresentanti, diciamo così, delle comunità siano appunto presenti, condividano, chiedano, cerchino di trovare le soluzioni appunto migliori possibili. Ecco, scusate qua, mi sono come al solito un po' incasinato, ecco qua, vabbè, qua Giulio ha messo le regole, insomma, no? Non so se avete questo depliant, questo dei comportamenti, però appunto è utile ancora appunto evidenziare quali sono questi 10 comportamenti da seguire, perché è importante battere molto su questo tasto, insomma, nel discorso appunto di comportamenti di buona educazione, di buona igiene che tutti noi dovremmo appunto seguire. Altro tema importante, le assunzioni di personale. Allora è chiaro che di fronte all'arrivo di questo problema all'interno dell'azienda, l'azienda ha dovuto, come dire, sviluppare quei percorsi previsti dai protocolli, in sostanza ha dovuto affrontare il fatto che infermieri, medici, tecnici venissero appunto messi attenzionati a domicilio e quindi dover sostituirli. Insomma, in sostanza abbiamo autorizzazioni per 54 nuove assunzioni, le vedete lì, 24 infermieri, 2 tecnici di laboratorio, un tecnico della prevenzione, 4 assistenti sanitari, 18 operatori sociosanitari e 5 autisti da ambulanza. Questo vale soprattutto per le idroambulanze di Venezia in particolare. E finora abbiamo portato a casa l'adesione all'assunzione, perché chiaramente i percorsi amministrativi per assumere le persone hanno il loro iter, ma comunque su 54 siamo già arrivati a 47 adesioni, quindi siamo molto vicini a raggiungere questo dato. Altro dato importante, altro dato che sottolinea come la Regione del Veneto abbia autorizzato noi, ma anche altre aziende sanitarie, ad assunzioni straordinarie di personale che proprio per far fronte appunto a questa emergenza e in deroga, come vedete, ai tetti di spesa e alle previsioni appunto del piano di fabbisogno del personale. Altro... Sono assunzioni temporanee? No, a tempo indeterminato. Visto che siamo, mi permetto di fare una domanda. Sì. Questa discrepanza, comunque questa differenza tra i 54 e i 47 è una cosa, tra virgolette, burocratica o trovate delle resistenze? No, è un percorso che stiamo facendo, quindi siamo arrivati a 47 e contiamo di arrivare a 54. Quando noi scorriamo le graduatorie, per esempio degli infermieri, la graduatoria è formata da centinaia di persone in sostanza, no? Alcune magari hanno già trovato sistemazione, lavoro, altre e quindi la scorriamo, troviamo la disponibilità, troviamo l'adesione e avanti, siamo arrivati appunto a 47, perché è un lavoro che richiede tempo, insomma, no? A parte la telefonata, telegrammi che vanno, che ritornano, cioè tutta una serie di cose, per cui noi comunque contiamo di arrivare tranquillamente ad assumere le 54 persone che ci servono. Scusi, io volevo capire una cosa, qualcuno ha detto di no perché aveva paura? No, assolutamente no, anzi troviamo, come dire, da quello che ho visto qui per il personale, assolutamente la disponibilità là dove c'è chiaramente dove uno non è già impegnato a venire a lavorare, insomma.
ripeto, è un'assunzione non a tempo determinato, quindi non un qualcosa che passa nel giro Sì, di qualche esatto. mese, ma un qualcosa che dura nel tempo, quindi insomma io penso che sia importante anche questo sforzo che si sta facendo. Avremmo sicuramente potuto pensare a un discorso a tempo determinato, la Regione invece ha fatto una scelta molto forte, radicale, che è assumiamo a tempo indeterminato. Anche perché voglio dire, non è che sappiamo come va avanti sta storia, sì, la affrontiamo giorno per giorno, ma non sappiamo appunto come va avanti. E sono al lavoro già dalla prossima settimana? Man mano che sono disponibili, noi li portiamo a casa immediatamente. Dipende da dove arrivano, cosa fanno, eccetera. Sono persone che magari lavorano in strutture private, che vogliono entrare nel pubblico, sono persone che abitano lontano da qua, che devono organizzarsi. Ecco, c'è qualcuno che si licenzia per venire, magari ha trovato Sì, un sì, tempo determinato in una certo, casa c'è di di tutto, riposo e dice esatto. aspetta che Il approfitto. pubblico è sempre come dire, Ambito. ambito, l'obiettivo di tanti, insomma. Cosa devo fare qua? Aspetta. Ecco, altro tema, il materiale. Quindi stiamo via via, stanno arrivando via via da Azienda Zero che sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista. Quindi quello che sto dicendo. Ah, bello. Non so da dove. Beh, abbiamo scoperto una funzionalità di computer che non Ah, va bene. Allora, vedete, mascherine, allora le mascherine sapete sono come dire articolate in base al grado di protezione. Abbiamo il grado di protezione 1 che sono le mascherine, come dire, chirurgiche, mi dà anche fastidio, guardate, non succeda. Cos'hai premuto? No, è venuta fuori una schermata, non so se l'avete vista prima Sì, è quello. sì, è quella, ma che sarà anche la possibilità di fraccare un tasto. Poi escono. Adesso fraccare, vedi? Dobbiamo farla ripartire. Sì. Ecco, voi sapete che appunto ci sono le mascherine con diverso grado di protezione, abbiamo il grado di protezione 1 che sono quelle chiamate chirurgiche se non sbaglio, no? Sì, quelli sono dispositivi Di base, medico-chirurgici. poi abbiamo appunto l'FP2 che ha una protezione superiore e poi abbiamo l'FP3. Ci sono fornite quelle che sono le più richieste, le FP2 ne sono arrivate già 3200 che stiamo appunto distribuendo in ospedale e sul territorio. E anche i camici impermeabili sono arrivati ieri, questi qua, entrambi, 1000. Quindi c'è anche un'azione molto importante da parte della Regione e in particolare di Azienda Zero di rifornimento di materiale che noi appunto introitiamo nei nostri magazzini, distribuiamo sia alle strutture ospedaliere che al territorio. Pensiamo ai medici di medicina generale e quant'altro. Va bene. C'è il tema delle tende, che abbiamo collocato su tutti gli ospedali. Le tende nascono come necessità di rispondere in caso appunto che dovesse esplodere la malattia, diciamo così, di dover fare appunto esami, controlli a parecchia gente. Sono state collocate quindi in posti che possono essere adatti a raccogliere queste persone. Abbiamo collocata a Venezia, vicino al pronto soccorso, non a Noale non c'entra niente, Giulio è Dolo, l'abbiamo messe a Dolo, le abbiamo messe a Mirano e naturalmente a Chioggia. L'abbiamo messa anche a Mestre però abbiamo usato una tenda, come dire, nostra in sostanza. E l'ho già vista poi fotografata nella stampa questa mattina, questa tenda, no? Che serve proprio per... è più piccolina mi pare, no? Sì, l'abbiamo messa così perché è giusta nel, come dire, percorso pedonale che fanno le persone. Sì. Quindi sono obbligate a passare attraverso appunto la tenda, lì appunto sì, misuriamo la temperatura delle persone che arrivano, le scriviamo, come dire,
in base alla sintomatologia, no? Siamo molto attenti alla sintomatologia respiratoria, alla febbre, quindi alla sintomatologia simili-influenzale o influenzale, in maniera da instradarle in percorsi altri rispetto al percorso normale del pronto soccorso. E come avete già scritto, mi sembra, sì, abbiamo questa diminuzione importante di accessi nei pronto soccorso, la media è attorno al 35% più o meno, insomma, ecco. Di diminuzione o rispetto a... Di diminuzione degli accessi al pronto soccorso. E lo stesso dicasi per quanto riguarda le visite ambulatoriali. Quindi abbiamo questa, probabilmente i cittadini hanno, come dire, cambiato un po' le loro priorità. Ecco, insomma, naturalmente è una raccomandazione nostra il fatto di utilizzare il pronto soccorso come deve essere usato poi tra l'altro, no? Quindi in casi appunto di emergenza, in casi di urgenza e non in casi di ordinarietà. L'ultima diapositiva è quella del ringraziamento, ve l'ho anticipata appunto prima. Per noi è appunto importante, ecco, che venga divulgato, che divulghiate anche questo ringraziamento di questo grande lavoro che si sta facendo di squadra di fronte a questa situazione, che come vedete è una situazione che nei numeri è anche, come dire, limitata, voglio dire, no? Cioè, se pensate che su 1304 persone testate i positivi sono 32 e i sintomatici di questi sono 14, le dimensioni, poi le vedete, sono molto limitate. Certo, l'impatto sull'organizzazione è un impatto importante, insomma, no? Perché i protocolli prevedono per ogni caso positivo l'indagine epidemiologica, quindi l'analisi dei contatti, dove sono, porli appunto nell'isolamento domiciliare fiduciario o all'interno delle strutture, e quindi c'è stato chiaramente l'organizzazione è stata messa a, non dico a dura prova, ma sicuramente ha dovuto, come dire, sviluppare dei percorsi altri per garantire i servizi che naturalmente hanno richiesto un notevole impegno, e questo grazie appunto a tutte queste persone che ci hanno, come dire, affiancato in questi giorni, che ci fiancheranno anche con il proseguo, perché mi sembra di capire che insomma anche il tema scuole non so come sia adesso l'aggiornamento sul tema scuole, ma mi sembra che si vada un po' avanti. Stiamo aspettando, non è ancora arrivato. Conte cosa dice? Che sappiamo non è ancora arrivato nulla, stiamo aspettando di quanti... Ecco. Quindi questo è un po' il lavoro di una settimana in sostanza, ecco. Ci tenevo a darvi questo riscontro di questo lavoro fatto in settimana, in maniera che si sappia, insomma, ecco, che c'è questa non preoccupazione, ma questa concentrazione, questa attenzione, e che si possa anche comunque divulgare il fatto che non c'è stato questo, per adesso, questo aumento esponenziale così come ci si poteva immaginare o pensare, ma ogni giorno chiaramente si aggiunge qualche unità in sostanza alla nostra casistica, insomma, ecco. Quindi lo stato dell'arte è un po' questo. Volevo fare una domanda, mi scusi, proprio su questo aspetto che appena detto. I casi mi sembra nell'US veneziana, insomma, 15, 18. Sono 32 sì, i casi sì, positivi, sì. Però se andiamo a vedere i casi seri sono 14. Appunto, che più o meno è un paio di giorni che rimangono. Di qualche caso positivo. Allora attenzione, un conto sono nuovi pazienti, ok? Un conto sono contatti che noi monitoriamo da tempo e che magari possono sviluppare una loro, come dire, positività, cioè noi siamo molto attenti al fatto che non ci siano nuovi, come dire, pazienti, non so se mi spiego, nuove persone sintomatiche, e queste l'ho visto in questi giorni, le abbiamo avute da una settimana rispetto a 2, come dire, nuovi Quello che vi preoccupa pazienti. sono i pazienti positivi, non i tamponi positivi. Quello che ci preoccupa sono le persone positive sintomatiche, e in particolare quelle che hanno una sintomatologia, diciamo così, impegnativa, che sono quelli che sono in terapia intensiva. Cioè noi
Attualmente ci preoccupano le 6 persone che sono in terapia intensiva. Allora, fatto 1304 le persone testate, di queste 32 sono i risultate positive al test, di queste 32 14 sono i soggetti sintomatici, 6 quelli che hanno una sintomatologia importante, Quelli che rischiano di più, quelli che preoccupano di più. quelli che ci impegnano, diciamo così, di più sul versante clinico. E 4 sono ultra sessantenni e 2 no, aspetta, di questi 6 l'età? Di questi l'età è l'età avanzata. Tutti e 6? No. Qua 5. Ok, perfetto. State notando dei miglioramenti sulle loro condizioni, se ce lo potete dire? Sì, allora, nella terapia intensiva la situazione è una situazione abbastanza stazionaria, diciamo così. E, mentre nei casi, quelli ricoverati presso malattie infettive, c'è un leggero via via miglioramento. Direttore, scusi, quanto incidono le patologie preesistenti di queste persone? Ecco, bravo, mi sono ricordato. Sono tutte persone che sono impegnate da patologie pregresse. I 6. Sì, tutti i 14. Ah, ok. Tutti i 14 sintomatici, ecco, bravissimi, mi è sfuggita questa, sono persone che hanno già patologie, come dire, importanti, per cui sull'anziano hanno anche il coronavirus, ce l'hanno anche, non so se mi spiego, che appunto va a fianco, sopra le loro patologie, quindi abbiamo soggetti con patologie polmonari importanti, parlo di broncopneumopatie croniche ostruttive, patologie... Questo che cosa, cioè, questo è un messaggio, è vero che nessuno, è bello che siamo qua tutti e che nessuno Sì. deve morire, però questo che cosa vuol dire alla società? Cioè che messaggio è per... Cioè, abbiamo visto psicosi, scene da... Sì, allora non è giusto paragonare il coronavirus ad un'influenza come siamo abituati, però in realtà se andiamo a vedere i dati della nostra influenza, guardate che i casi, intanto il numero di soggetti con sintomatologia importante è un numero, adesso non ho i dati precisi, 4? Sì, ne abbiamo avuti 4 con una patologia importante, Ecco. abbiamo avuto anche un decesso. E abbiamo avuto anche un decesso, quindi voglio dire, della... nell'ambito dell'influenza normale. Quest'anno, sì. Allora, nell'influenza normale abbiamo però, come dire, il nostro vaccino che ci aiuta un po' di più. Certo. Però poi la cura dell'influenza normale è fatta con farmaci sintomatici, conoscete, la tachipirina, l'aerosol, tutto quello che... Di qua usiamo praticamente, nei casi lievi, gli stessi farmaci vanno usati, poi ampliamo l'area dei farmaci in base allo sviluppo dei sintomi in sostanza, quindi andiamo a usare antivirali che possono... Quindi il messaggio è siamo di fronte a un quadro simile influenzale, non so se mi spiego, come idea insomma, no? Che va a colpire, che si sovrappone ad un quadro di fragilità della persona e che lo appesantisce. La fragilità è solo polmonare o ci sono altri tipi di... Cosa? La fragilità in particolare è No, polmonare? la fragilità è sulla persona, ci possono essere patologie broncopolmonari, cardiocircolatorie, ma anche, non so, provi a pensare, abbiamo, vabbè, insomma, anche il discorso del diabete molto importante, per esempio, Ok. poi ci sono i soggetti immunodepressi, cioè c'è tutta una serie appunto di Come situazioni. quando la persona appunto immunodepressa è HIV, supponiamo, si prende più facilmente l'influenza. Sì, l'idea è che una persona fragile si becca più facilmente un'influenza Questo è. e quindi sì, questa sì. Però voglio dire, la persona fragile si becca sia l'influenza, diciamo, canonica che questa. La differenza sostanziale qual è? Che non si sa come curare. La differenza sostanziale, come dire, non c'è fino a che non viene fuori la complicanza grave. Che fa emergere una Che fa differenza. emergere. Allora, cos'è che succede? Succede che, ormai l'avete sentito da tutte le parti, no? Nella maggior parte dei casi uno non sa di averlo, ok?
abbiamo fatto quell'esempio delle 100 persone, no? 80 hanno e sono praticamente passa via senza problemi, no? Mi sembra che una ventina insomma hanno dei problemi, sono casi sintomatici, però di questi ben pochi sono casi gravi. Cioè quando arriva l'influenza arriva con un raffreddore, no? Quella normale, dopo con un raffreddore, con la tosse, eccetera. Il quadro è lo stesso di qua. A un certo punto il quadro prende una strada più pesante, cioè arriva una polmonite. Perché allora questo è più aggressivo? No, aspetta, arriva la polmonite. In quel momento noi andiamo a testare cosa sta succedendo e a volte troviamo il virus. Avete capito? Sì, No, se non cioè avete il capito, coronavirus ve lo rispiego. emerge con la polmonite. La Cioè se complicanza io ho forte è la polmonite. l'influenza e ho un paio di linee di febbre, ho il raffreddore, un Sta po' a di casa tosse, tranquillo. sto a casa tranquilla, ma Se la se sintomatologia voi mi fate il aumenta, tampone non emerge eventualmente la presenza di un può del non coronavirus. emergere come può emergere. Mm. Cioè, non la distinguiamo in quel momento. Noi entriamo in campo con i tamponi Sì. nel momento in cui siamo di fronte a persone che hanno una sintomatologia importante dal punto di vista respiratorio, quindi che arrivano nei pronti soccorsi o che chiamano il medico a casa. In quel momento andiamo a vedere cosa succede. Se troviamo il virus, poi parte tutta una serie di percorso che riguarda i contatti stretti e si va avanti con i nostri protocolli. Avete anche casi non accertati? Casi non accertati. Cioè, per esempio, io vedevo la tabella che ci arrivano dall'azienda Zero, no? Sì, sì. Che per esempio ci segnalano su Limena e su Padova dei casi che, adesso vi dico il termine esatto che usano, sono stato clinico non noto. Cosa vuol dire? Scusa Stato, che, cioè, stato clinico non noto. stato clinico non noto è positivo? Allora, La tabella regionale. sì, la tabella regionale. Per esempio, loro hanno facciamo un esempio, hanno 72 persone con 12 ricoverati, 6 in isolamento e 3 con stato clinico non noto. Mi chiedevo cosa voleva dire questa cosa. Sì, la regione funziona così. Loro hanno, allora, il flusso, ve lo spiega anche Sbroggiò, il flusso è questo in sostanza, che quando noi individuiamo un caso positivo, inviamo la notifica in regione con tutta una serie di dati. Sì. E loro li classificano in base alle informazioni che diamo noi. Più dati diamo noi, più loro riescono a fare una classificazione, come dire, corretta. Probabilmente in quei casi lì non avevano dati riguardanti, penso, una parte della compilazione del quadro clinico. del quadro clinico. Sì. Oppure su quel contenitore lì ultimo vanno dentro persone che non vengono associate ai gruppi. Cioè, avete visto che fanno i cluster, Sì, no? sì. I cluster sono dei gruppi. Loro cos'è che fanno? Cercano di associare via via che i casi arrivano al gruppo. Se non hanno, come dire, se non c'è questa associazione, lo mettono in quel contenitore finale lì. Mhm. Direttore, scusi, 6 di questi pazienti ricoverati, 2 hanno tra i 40 e i 50 anni. Che situazioni sono? Cioè, perché ci siamo detti fino adesso che è più facile, diciamo, Sì. controllarla per chi è più avanti nell'età, chi magari è immunodepresso o ha difficoltà. Siamo in quel range, cioè ovviamente certo. non dell'età. Siamo nel range di persone che hanno, non sono persone, come dire, sanissime, ecco. Hanno persone che hanno dei loro problemi. Delle fragilità. Quindi persone già immunodepresse, insomma, anche No, immunodepresse, che hanno delle patologie che, come dire, rendono, come dire, la persona un po' più fragile, un po' meno forte, ecco. Aspetta, dai. ancora una domanda, scusi. Con dati positivi, tornando alla tabella, quella, i casi risultati positivi per tipologia, eccola qua. Con dati, allora abbiamo detto 14. Senta, gli asintomatici, famosi asintomatici, quanto pericolosi sono? Quanti pericolosi sono?
li mediamo, vedete, questi asintomatici, la procedura è quella di metterli in isolamento fiduciario proprio per limitare, visto che sappiamo che hanno questa, che hanno appunto, avuto il contatto con il virus, che non diffondano. Non si può nemmeno sapere cosa abbiano comportato prima, per Certo, averli certo, scoperti, certo, sì, voglio sì. dire, quanto è... Ma questi qua sono operatori che sono venuti in contatto con i pazienti, avete capito? Che hanno lavorato, cioè chi ha fatto... Allora, i nostri pazienti ricoverati sono pazienti che nel fare cioè con gli esami che noi facciamo emerge un po', quindi sono persone, alcuni pazienti ricoverati non con la sintomatologia che poteva far pensare ma con altre sintomatologie, per cui gli operatori hanno lavorato attorno a questa persona che aveva una diagnosi di ingresso e di presenza in quel reparto altra, no? E per cui sono andati in contatto. Ok. Sì. Ci sono state delle polemiche da parte di medici di base che hanno lamentato un ritardo da parte dell'azienda sanitaria del fornire dell'attrezzatura, perché si aspettavano le attrezzature. Cioè, secondo lei sono state stata qualche... Appunto fornendo ai medici di medicina generale che, torno a dire, ringraziamo per la loro disponibilità, tutto il materiale che può essere utile. Su questo tema magari una sottolineatura sull'uso delle mascherine potremmo... Chi servono le mascherine? Beh, a me La mascherina ha proprio questo significato, no? Non so se avete visto, per esempio, al pronto soccorso, appena si arriva c'è un poster che dice hai da febbre, metti la mascherina, perché è potenzialmente andare, quelle che si chiamano droplet, queste goccioline